Tutte le classi hanno una parte che può essere usata o dagli insegnanti o dai bambini per mettere le proprie cose, oppure può essere usata anche qui inventando da parte delle maestre come una biblioteca, anche se di fatto al piano primo noi abbiamo una biblioteca che è un'altra cosa molto importante, che è stata messa in posizione centrale in modo che diventi il fulcro della scuola e tutti la vedono perché è quello spazio là, quello dove vedete i tavolini tondi. Adesso mancano le librerie, quindi anche i libri. Vabbè, tutte le aule sono, se volete possiamo fare anche un giro per l'esterno, cosa dice, per il portico, così vediamo le tende. No? Devi girarla tutta per giù la maniglia. Ok. Grazie, scusa. Questi tiranti le tende sono arrotolate, diciamo, poi quando serve automaticamente le tende scendono e quindi il calore riesce ad entrare, ma i bambini restano schermati. No, automaticamente scendono. E questi sono colorati fino a questo punto per essere più visibili da parte dei bambini che correranno in questo portico facendo rumore. La luce o il calore? Comanda la luce. Quindi in teoria quando questa sente la luce che sta in chiusi i ragazzi non escono, non possono uscire. No, beh, ma le tende quando arrivano arrivano qua, comunque sì, non riescono, cioè i bambini comunque riescono, esattamente, cioè c'è un fermo. Sì, per forza, perché sennò. Beh, sopra ovviamente i bambini non escono, cioè possono ventilare perché c'è il parapetto, anzi è meglio che lui volano. È meglio che lui escono, Esatto. non è un problema. Esatto. No, dico, però se c'è un'apertura, cioè comunque possono ventilare, c'è un parapetto, quindi a norma. Vabbè, da queste vetrate si vede uno scenario che cambia, cioè c'è una volta l'aula, una volta ci sono i servizi igienici, un'altra volta ci sono le scale, magari dopo se volete vi fate un giro per fuori. Possiamo andare forse su e poi andiamo giù in palestra. Che garanzia hanno queste tende? Tutto dovrebbe avere garanzia 10 anni. Adesso io non ho tutte le schede tecniche di tutte le aziende, però se vuole mi informo con dettaglio. Non hanno problemi? No, sono di vento, le usa sempre Renzo Piano. No, volevo solo dire che tutti gli spessori sono spessori generosi, cioè chi può Andiamo di là che stanno. Una cosa, ovviamente il colore guida un po' nello spazio, cioè le scale sono tutte verdi, il resto è sostanzialmente rosso e le spazi speciali hanno questo fondo grigio scuro, che sono l'aula dell'arte, quella di informatica, magari se la vediamo, nella grafica i laboratori e le aule speciali hanno una L, mentre le aule normali hanno A, B, eccetera. Ecco, questa è l'aula di arte, per esempio, dove il giardino esterno in ghiaia può essere usato se loro dovessero fare delle sculture, può essere usato per esporre questo materiale. E diciamo è stato così, ha questa torre verde, eccetera, un po' come uno spazio anche artistico, no? Con la ghiaia, eccetera. Per cui secondo noi potrebbe favorire il fatto che loro si inventino delle cose speciali. Di fronte invece c'è il laboratorio informatico con un pavimento mobile, le torrette, in modo che sia possibile un'attività, cioè attaccare, sì, galleggiare.
Geometra custodismo. È corrente per cui è possibile collegarsi o modificare anche la posizione dei tavoli e le cose. Questa è un'aula informatica proprio, diciamo, di alto livello, cioè quasi un'aula informatica per le scuole medie piuttosto che per i licei, cioè non è un'aula, è un'aula informatica molto ricca per essere una scuola elementare. Dal punto di vista di dotazione impiantistica, sì, adesso ma allora lei fa l'avvocato del diavolo? No, controllo, guardo, vedo. Quindi qui sulla parte bassa verrà un doppio scaffale in modo che sia possibile avere libri verso l'interno e verso l'esterno e così avverrà di là nelle parti basse. Quindi i bambini, sempre a gestione degli insegnanti, quindi inventeranno agli insegnanti un metodo perché i bambini possano magari portarsi a casa i libri, comunque avere un buon rapporto. Poi lei pensi che bel fondo se si appendono i disegni. Tutti questi muri saranno tutti appesi, pieni di disegni e di cose. Sul bianco non risaltano niente, sul nero tantissimo. È come un'esposizione, no? Una mostra d'arte. Spesso si usa quel colore lì. Anche perché fra 2 mesi qua sarà pieno di disegni. Ma certamente, cioè tutto questo sarà pieno, anzi suggeriremo, se loro sono d'accordo alle maestre, di appendere anche dei fili di nylon, lo dicevo prima il sindaco, in modo che tutte le classi possono avere questa vibrazione di materiale prodotto da loro che diventa un pezzo della scuola. È come aver dato un involucro poroso che aspetta che siano i bambini a fare. Assolutamente. In questa servenza l'oppulenza, ma adesso che la barriera, la protezione, che descrivere così. Perché addosso ora è una cosa di autorità. C'è una quercia che è dell'essere abitato, mentre poi sono esplicati come un dono. Più che bella e imponente. Comune e in più anche. Infatti questa verrà utilizzata per le associazioni sportive nel pomeriggio.